Sì, un'idea, proprio la curiosità, è chiaro che ogni città che ha fatto l'esperienza delle dimensioni diverse, ma puoi dare più o meno una proporzione, una dimensione del costo, che sicuramente ci sarà una stima, un calcolo, la butto non è che sia fondamentale, però tanto per avere un'idea del... Forse avevo anche un'immagine, ma non mi ricordo se l'avevo poi portata qua. Sì, no, avevo un'immagine con dei dati portoghesi. No, non ce l'ho, purtroppo. Diciamo che, prima cosa, è molto difficile calcolare i costi per una ragione, che molti comuni tentano di nascondere i costi, ed è anche comprensibile questa cosa, perché quando il bilancio partecipativo diventa un centro di costo, in qualche modo, diventa evidente la ratio tra le spese per organizzare il processo e il numero di partecipanti. Siccome il numero di partecipanti è tendenzialmente crescente nel tempo, ma non necessariamente molto alto all'inizio, il rischio è che le opposizioni, diciamo, chi fa opposizione al processo, si concentri su una valutazione costo-beneficio molto banale, che è numero di partecipanti costo generale, per cui finché non si raggiunge un buon numero di partecipanti di solito si tende a evitare di vedere i costi, quindi si fanno, non so, la comunicazione si fa nell'ambito dei soldi del Dipartimento Informazione del Comune, i costi dei tecnici che partecipano comunque si spalmano sui dipartimenti di appartenenza, quindi non si, come dire, non si chiarisce bene dove questi costi vanno, quindi è abbastanza difficile calcolare. Quello che si può calcolare è ovviamente, come dire, il valore per cittadino della fetta di bilancio che si è discussa, che possono andare da casi di 800 euro per persona a casi di 20 euro per persona, per cittadino. Cioè, quello che si destina, a discutere, che si destina poi a costruire opere e servizi. Quello che invece è difficilissimo chiarire è il costo intermedio. Io ti direi che per una città come Lisbona, che ha 400.000, che ha 560.000 abitanti, quello che si spende annualmente per il bilancio partecipativo è intorno ai 120-130.000 euro. Okay? Però è un costo, come dire, stimato sulla base di una gentilezza dell'amministrazione locale, che te l'ha detto in formula, come dire, più o meno privata, non la scriverei mai da nessuna parte perché è un costo che non è evidenziabile, che può fare del male al comune di Lisbona. Naturalmente i costi di queste cose sono molto differenziati nei differenti ambiti. Per esempio, in un ambito di una città grande con molte tensioni è ovvio che i costi sono maggiori. Per esempio a Torino, per farlo su 2 quartieri, l'anno prossimo abbiamo un budget di 50.000 euro. 50.000 euro per costruire il processo, va bene? Però bisogna tener conto che una parte dei costi sono assorbiti da questa commissione partecipativa. Questa commissione è stata a sorte, richiede tutto un lavoro per mantenere le persone presenti, per formarle, quindi comunque è un costo aggiuntivo rispetto a quello che si avrebbe normalmente. Una piccola città che non ha grandi tensioni spesso non ha bisogno di facilitatori professionali, quindi a volte può avere dei tecnici locali, interni, che vengono formati. Ci sono molte città oggi anche grandi che formano i propri tecnici. È una cosa che funziona bene, primo perché non li getti nella mischia della partecipazione senza avergli dato gli strumenti, secondo perché ti internalizzi una serie di costi che se esternalizzati ti genererebbero ovviamente una riduzione, perché poi tutto quello che spendi sull'organizzazione del processo te lo riduci in risorse che puoi comunque... Oggi come oggi i paesi in cui si sviluppano più bilanci partecipativi nei centri piccoli, con produzione di materiali eccetera, sono quelli in cui ci sono delle regioni o delle province, vedi il caso della Toscana, del Lazio, dell'Andalusia, della Polonia, in cui delle regioni o delle province in qualche modo aiutano. Guardate qua questa immagine qua a sinistra è un comune brasiliano che non ha soldi per fare i volantini sul bilancio e cosa fa? Scrive il suo bilancio sui muri dell'edificio comunale. No? Ogni anno, in modo che la gente possa avere, come dire, un'idea delle spese di bilancio e le ha proiettate lì. Quello che è successo in quel comune è che dei vandali ci hanno disegnato
sopra, e il comune ha avuto un'idea geniale: far fare a dei graffitari la nuova rappresentazione del bilancio, perché quando lavorano i graffitari di solito la regola di base che esiste tra i writers è di non disegnare mai in cima del disegno di un altro, e quindi no, c'è stata questa intelligente idea del comune. Io non ho la foto di quando è stato rifatto dai graffitari, però so che hanno voluto fare così. E gli altri sono dei murales che sono fatti in Africa, sempre con quell'idea dello spiegare un po'. Per cui, come vedete, si possono usare metodologie e formule diverse. Chiaramente internet è un costo il primo anno quando costruisci la piattaforma, però poi diventa uno strumento di informazione e di chiamata molto valido. Questi ragazzi stanno qua usando degli SMS. La Banca Mondiale finanzia sistemi informativi e di voto in alcuni paesi dell'Africa attraverso gli SMS, per esempio. Perché? Perché nessuno ha l'elettricità nei villaggi di queste zone del Congo, del Camerun, e quindi l'unico strumento che hanno è il cellulare, che caricano di solito con dei caricatori a energia solare, e quindi almeno il cellulare lo hanno. Quindi se scrivi i codici sulle sedi, diciamo, locali dei villaggi, le persone possono mandare il codice, no? E poi avere la possibilità di... Quindi, insomma, come vedi, la risposta è molto ampia. È ampia perché dipende dalle dimensioni della città, dalle disponibilità che c'è, per esempio, di uno speciale progetto che c'è magari che finanzia la tecnologia, e ti dice allora verso tutto là, dagli aiuti che possono venire da enti superiori, e in genere funziona anche della volontà politica di investire in un determinato processo. Di solito il momento in cui è più necessario investire è proprio l'inizio, perché lo startup richiede la costruzione di tutta una serie di basi informative che sono nuove, quindi un processo costa di più all'inizio che dopo, per un'altra ragione, che negli anni successivi, quando si realizzano le opere, non hai più bisogno di investire tanto in informazione, perché le persone tendono a saperlo da quelli che hanno avuto opere realizzate nel passato e che dicono: vedi, se fossi venuto anche tu magari ora avresti, e la gente dice: ho perso l'occasione, stavolta ci vengo, no? Quindi c'è un po' questo meccanismo di bocca a bocca. Scusi, Dica. il numero dei partecipanti, Sì. ecco, influisce sicuramente Nella soddisfazione. Però c'è un numero ideale, ci si può avvicinare, oppure se sono pochi è meglio, se sono tanti diventa più faticoso e quindi meno. Io gli direi, in termini di dover essere, sarebbe bello che tanti cittadini partecipassero a un processo di grande impatto culturale e pedagogico. Solo che questo non è possibile, perché di solito la possibilità di un processo di essere pedagogico e di far apprendere è inversamente proporzionale al numero dei presenti, no? Più ci sono persone a discutere, più si tende a ridurre ai minimi termini il dibattito, come dire, come contrapposizione di visioni invece che come dettagliamento di soluzioni e di alternative possibili, no? Quindi uno degli elementi che normalmente giova a questi processi è quello di darsi una geometria variabile. La geometria variabile vuol dire che io ho delle fasi di discussione approfondita in cui le faccio un esempio: la città di Cascais ha 180.000 abitanti, va bene? L'anno scorso aveva 900 abitanti circa che hanno partecipato al processo partecipativo di dibattito sulle proposte, selezione proposte, eccetera, e poi 6.005 che hanno votato via internet le priorità finali, cioè sulla base della lista stilata dai primi 900 le persone si sono riunite e hanno votato, quindi diciamo che ognuno dei 900 ha portato circa 6-7 persone al voto finale. Quest'anno si è votato per SMS, i votanti sono stati 24.000, cioè 4 volte tanto l'anno scorso. I partecipanti alla fase del dibattito sono stati 750, che non è anormale perché in Portogallo quest'anno con la crisi economica la gente ha meno tempo, meno energie, meno fiducia nella politica, quindi è comprensibile un po' di calo fisiologico, ma in realtà i partecipanti della seconda fase di voto sono quadruplicati. Quindi in realtà c'è una possibilità di dosare questi elementi creandosi come dei momenti adatti a chi ha meno forza, voglia, energia per introdursi in tutto il dibattito, e dei momenti, come dire, in cui invece c'è spazio per chi ha voglia di crescere nel rapporto collettivo, eccetera. Sì, scusa, una domanda. Per quello
Quanto però il rischio che le migliori intenzioni alla fine invece il bilancio partecipativo ripropone modelli aggregativi come quest'ultimo che tu facevi, per esempio immagino che la possibilità di questi 900 che hanno partecipato di costruire poi intorno alla sua proposta una lobby, invitando amici e parenti a votare per le loro proposte, quanto poi alla fine smonti tutto il processo decisionale, non so se mi sono spiegato. Sì, sì, sì. Nella mia esperienza l'impoverimento che noi immaginiamo in linea teorica quando pensiamo a tutti questi fenomeni di lobbismo eccetera è meno impattante di quanto si possa pensare in linea teorica. È chiaro che noi in linea teorica quando montiamo un processo dobbiamo sempre porci questo rischio, no? Tutti i rischi bisogna porseli per cercare di dargli una risposta, di prevenirli in qualche modo, però poi nella realtà si sviluppano molto meno. Seconda cosa, i meccanismi di lobby esistono sempre, come diceva l'assessora di New York che ha promosso il bilancio partecipativo con un successo straordinario a New York l'anno scorso, che quest'anno è raddoppiato di finanze e di numero di partecipanti. È molto più facile corrompere 10 assessori e un sindaco o 30 consiglieri comunali che non 3.000 o 4.000 persone che partecipano al processo. Quindi dobbiamo, prima di confrontare con un modello ideale quello che stiamo facendo, confrontiamolo con un modello reale. Se non avessimo questo processo, quale sarebbe la decisione? Sarebbe assunta o da quei 17 facilmente corrompibili o, lo dico per assurdo, però insomma, come dire, in termini di teoria funziona, oppure da quei 17 che seppur non corrotti sarebbero facilmente influenzabili da 4 o 5 lobby di grande come dire, impatto. Allora, il punto della difesa delle proposte in uno spazio pubblico è che ti obbliga a specificare le ragioni, i vantaggi, i destinatari. Ed è il motivo per cui, per esempio, le imprese private, eccetera, tendono a non partecipare a questi momenti di discussione pubblica e a preferire i momenti di dialogo uno a uno con gli amministratori nel silenzio dei loro uffici, perché là possono, come dire, negoziare dei vantaggi invece che spiegare le ragioni di quello che fanno, le quali ragioni molte volte sono semplicemente fare un beneficio privato con un nuovo quartiere urbanistico, non so che cosa. Quindi il problema di difendere una scelta davanti a tanti cittadini è che molte volte quella scelta non ha gli strumenti di difesa, è una scelta come un'altra ma che non porta particolari vantaggi. Se devono venire discussi i vantaggi, questo può cambiare le carte in tavola. Penso al caso di Grottammare, che è il comune più antico d'Europa con un bilancio partecipativo ormai dal 94, che ultimamente è una delle poche città che discute anche di risorse, non solo di spese, no? Quindi, per esempio, a Grottammare che cosa si negoziano nell'ambito del bilancio partecipativo, ma fuori perché non è la stessa cosa? Gli accordi di programma. Gli accordi di programma di solito sono negoziati da un sindaco e da qualche membro della giunta con i privati che vogliono accedere a un certo beneficio di una certa area. Di solito non sono contratti, come dire, che si discutono, accordi che si discutono in pubblico, però questo di spesso provoca che cosa? Nella testimonianza appunto del sindaco di Grottammare, una riduzione dei benefici per il pubblico, perché alla fine il privato ti negozia tre compensazioni, no? Un giardino, una strada e un parcheggio, va bene? Di solito le stesse di questo genere. Quando tu metti di mezzo i cittadini, prima di tutto emergono molte altre richieste e secondo, molte di queste richieste possono diventare pressanti al punto di diventare precondizioni per la chiusura di un contratto. A Grottammare, per esempio, i cittadini avevano chiesto 6 cose a un contratto di quartiere, un accordo di programma in una vecchia area industriale per trasformarla in residenziale, tra cui c'erano un asilo, delle aree particolari a costi differenziati per le famiglie giovani, tipo delle case volano, eccetera, no?